Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo le principali notizie di questa edizione. Ergastolo per l'assassino di mia madre. Al TG Sicilia la figlia di Maria Rus invoca il carcere a vita per Omar, il romeno 24enne responsabile del duplice femminicidio di Naro. Nel pomeriggio l'ultimo saluto a Delia Zarniscu, l'altra vittima di quella notte degli orrori. Violenza sulle donne, reddito economico di libertà e misure per proteggere le vittime. L'associazione contro c'è troppa burocrazia. Incendi in Sicilia, la Protezione Civile regionale sollecita 120 comuni ad inviare la documentazione necessaria per la revisione dello stato di emergenza richiesta da Roma. I termini scadono il 19 gennaio ed è corsa contro il tempo. Messina, il cantiere del porto di Tremestieri, fermo da 2 anni, potrebbe ripartire entro pochi mesi. La regione siciliana recupera i 19 milioni di euro necessari per un'opera strategica per la città dello Stretto. A Palermo bici e monopattini vietati in centro storico. A un mese dall'entrata in vigore dell'ordinanza però non tutti rispettano le regole. C'è chi tra i cittadini si dice contrario. A San Giovanni la Punta, nel catanese, nonna Venera spegne 100 candeline. Un traguardo festeggiato con fiori, una targa e un pizzico di ironia. Ma il record di longevità è ad Agrigento, dove la signora Francesca festeggia oggi 112 anni. Il Palermo apre il fine settimana calcistico delle siciliane. Tra poco i rosanero sfidano il Cittadella in trasferta. Stasera in notturna il Catania cerca riscatto contro il Brindisi al Massimino. Domani invece tocca al Messina a Caserta. Ancora una volta ben trovati, parliamo di Naro, la figlia di Maria Rus, invoca il carcere a vita per il connazionale responsabile del duplice femminicidio detenuto nel carcere di Gela. Tante le prove a suo carico, intanto oggi pomeriggio nella chiesa di Sant'Erasmo, sempre a Naro, si terranno i funerali di Delia Zarniscu, mentre lunedì sarà dato l'ultimo saluto proprio a Maria Rus. Sentiamo Davide Sardo. Chiedi l'ergastolo? Certo, no, per quello che ha fatto e quello che ho visto, che all'ultimo sono riuscita a vederla, glielo dico, no. Non si dà pace, non perdona la figlia di Maria Rus, la rumena uccisa e poi data alle fiamme lo scorso 5 gennaio nella sua casa in Vicolo Avenia a Naro. Marcella invoca il carcere a vita per il connazionale Omar Edgar Nedelkov, il responsabile del femminicidio di Naro, dove durante la stessa notte è stata brutalmente assassinata anche un'altra romena, Delia Zarniscu. Un duplice omicidio che ha scosso le coscienze, sollevando tanto sconforto e indignazione. Per commemorare le 2 donne, ieri sera è stata organizzata la marcia dei 200 passi. Nel frattempo, tra la via Vince e Vicolo Avenia, i luoghi dei 2 efferati delitti hanno svolto intensamente le indagini i carabinieri del RIS. I militari specializzati hanno raccolto e selezionato reperti investigativi ritenuti di rilievo al fine di cristallizzare e consolidare le prove a carico del romeno arrestato e detenuto in carcere a Gela, già schiacciato da un quadro probatorio che si presta a poche riserve tra le testimonianze plurime e concordi, i video delle telecamere di sorveglianza e gli abiti macchiati di sangue con impronte compatibili. Continuiamo a parlare di violenza sulle donne, reddito economico di libertà e misure per proteggere le vittime. L'associazione Contro dice gli strumenti ci sono ma c'è troppa burocrazia. Giusy Lazzara. Non c'è più tempo, se ne parla sempre di più, ma le donne vittime di violenza continuano a morire. Un appello a fare presto è stato lanciato dall'aula consiliare del Comune di Catania, dove sono state messe a confronto realtà diverse, dagli avvocati alle associazioni che si occupano di denunciare le violenze di genere. Il reddito di libertà, il sostegno economico per il primo anno alle donne che scappano da relazioni tossiche e non solo i fondi, 1 milione in più stanziati dalla Regione Siciliana per accompagnare all'autonomia chi fugge e cerca rifugio. Le leggi esistono, gli strumenti ci sono, il problema è che i diretti interessati, quindi le vittime, non hanno poi la possibilità di accedere a questi strumenti perché sono talmente lunghi, talmente farraginosi, non so se volontariamente o
inconsapevolmente, ma sono troppo complicati. Altra questione riguarda i figli, spesso minori, che soffrono di più. I bambini che io definisco bimbi fantasma, cioè quei bambini che di punto in bianco vengono prelevati in caso di codice rosso con le mamme o anche senza mamme, chiusi nelle case famiglia a indirizzo tra l'altro segreto, e dove non vivono più, quindi subiscono un ulteriore dramma. La realtà delle case protette, dove le donne cominciano un percorso di recupero e autostima. Il problema è che non tutti i comuni mettono in bilancio la spesa, perché magari immaginano di non avere donne vittime di violenza, quindi quando poi arriva il caso si trovano impreparati, vanno come debiti fuori bilancio e lì noi rischiamo tanto, perché chiaramente la retta è un'analisi dei costi, se non ci pagano rischiamo di chiudere. E le associazioni chiedono adesso un intervento delle amministrazioni, della politica per aiutare le donne in difficoltà. Cambiamo adesso argomento. La Protezione Civile della Regione Siciliana scrive ai 120 comuni coinvolti dagli incendi del luglio scorso e sollecita l'invio della documentazione necessaria per la revisione dello stato d'emergenza richiesta a Roma. C'è tempo soltanto fino al 19 gennaio e c'è anche il rischio concreto di non farcela. Manlio Viola. La Protezione Civile Nazionale rivaluterà la propria decisione di non concedere lo stato d'emergenza per gli incendi del luglio scorso in Sicilia, ma per farlo dovrà disporre di nuova documentazione, compresa la ricognizione della situazione nei singoli comuni coinvolti dagli eventi del 24 e 25 luglio. Si tratta di 120 amministrazioni locali alle quali oggi la Protezione Civile regionale ha scritto una lettera per sollecitare la trasmissione della documentazione. C'è tempo soltanto fino al 19 gennaio, ma c'è il rischio che molti comuni non ce la facciano. Per questo, con la sua lettera, il direttore generale della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, offre anche la collaborazione tecnica del Dipartimento e degli uffici regionali. La sfida è importante e il presidente della regione, Renato Schifani, torna a parlare di massima collaborazione istituzionale. La lettera che negava lo stato di calamità era giunta in Sicilia subito dopo l'Epifania. L'emergenza riguarda gli incendi del luglio scorso che hanno causato 6 vittime e oltre 150 milioni di euro di danni a case, boschi, attività produttive e infrastrutture. Nei giorni scorsi sono anche state depositate 2 citazioni al Tribunale Civile di Palermo da parte di cittadini danneggiati che chiedono i danni appunto a Protezione Civile, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Regione Siciliana per non averli protetti dalle fiamme. A Messina il cantiere del porto di Tremestieri, fermo da 2 anni, potrebbe ripartire entro pochi mesi. La Regione Siciliana recupera i 19 milioni di euro necessari dopo le somme di Autorità Portuale e Ministero delle Infrastrutture per un'opera che è considerata strategica. Francesco Triolo. Il cantiere è fermo dal maggio del 2022, ma quella del porto di Tremestieri è un'opera strategica per il ridisegno di Messina, forse ancora prima del ponte sullo stretto. Un'opera arrivata al 25%, ma poi bloccata dal fallimento della società che la stava realizzando, la nuova Coedmar, con il Tribunale di Venezia che ha ceduto il ramo d'azienda siciliano alla Bruno Teodoro, società di Capodorlando, che così ne ha raccolto il testimone per il porto. Ma con tanti punti interrogativi, sinora, perché i tentativi di salvarla sembrano arrivati ad una conclusione. Il nodo è l'aumento dei costi dovuto all'impennata delle materie prime, un'opera che sarebbe dovuta costare 72 milioni, tutto compreso, ma che è lievitata a 113, una crescita del 56% che ha reso impossibile il completamento dei lavori. Mancavano quindi 41 milioni. Il comune di Messina ci prova da 2 anni e forse si è arrivati ad una soluzione. Una fumata bianca grazie alla Regione Sicilia che ha deciso di tirare fuori 19 milioni di euro per non catalogare il porto di Tremestieri come l'ennesima incompiuta. Il Ministero delle Infrastrutture aveva già uscito 7 milioni, mentre l'Autorità Portuale dello Stretto 15 milioni. Con i 19 della Regione si può chiudere il cerchio e fra marzo e aprile potrebbero ripartire i lavori con tempi di realizzazione tra i 18 e i 24 mesi, collaudi compresi, per un porto che sulla carta potrebbe essere il più importante d'Europa per traffico di passeggeri. E adesso la cronaca. Biagio Lombardo, di 18 anni, è morto in un incidente avvenuto la notte scorsa sulla strada statale 115 nel tratto tra Marsala e Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani. Il giovane era su una moto che si è scontrata con un'auto. Entrambi i mezzi procedevano in direzione Marsala. Lombardo, nel trapanese, era molto conosciuto anche per le sue attività di volontariato. E restiamo nella
del Trapanese. L'ex consigliere comunale di Castelvetrano, Calogero Giambalvo, è stato arrestato nel corso di un'operazione congiunta di polizia e carabinieri e condannato a 6 anni per estorsione ai danni di un imprenditore edile. Simona Mazzone. Conosciuto per quelle intercettazioni in cui dichiarava che si sarebbe fatto 30 anni di galera per nascondere Messina denaro, l'ex consigliere comunale di Castelvetrano nel Trapanese, Calogero Giambalvo, 46 anni, è stato arrestato nel corso di un'operazione congiunta di polizia e carabinieri e condannato a 6 anni per estorsione ai danni di un imprenditore attivo nel settore delle costruzioni, avvenuta nel 2012. L'uomo, indagato per la sua vicinanza alle famiglie mafiose di Castellammare del Golfo, sarebbe stato incaricato di riscuotere le somme richieste a titolo estorsivo. Assolto invece dall'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, è stato comunque condannato per il singolo episodio estorsivo. E non ce l'ha fatta invece Aaron, il pitbull bruciato vivo dal suo padrone in una piazza nel centro di Palermo. Il cane è deceduto nella notte nella clinica veterinaria che lo aveva preso in cura. Lo rende noto la LAV di Palermo sul proprio profilo Facebook. Altro orrore a Rosolini, dove un cane è stato trovato morto invece con una corda stretta attorno al collo. E adesso invece parliamo di Palermo. Bici e monopattini vietati in centro storico. A distanza di un mese dall'entrata in vigore dell'ordinanza, però non tutti rispettano le regole. Ecco com'è andata e cosa ne pensano i cittadini palermitani. Marco Gullà. Il Comune di Palermo nelle settimane addietro ha emesso un'ordinanza che vieta l'accesso di biciclette e monopattini nelle aree pedonali di via Macheda e via Vittorio Emanuele, nel centro storico della città. Una decisione che nasce per motivi di sicurezza, per ridurre la mobilità dei cicli e monopattini e a rendere sempre libera la corsia per i mezzi di trasporto. A distanza di quasi un mese dall'entrata in vigore di questa ordinanza siamo stati proprio in via Macheda e, come vediamo, non tutti rispettano le nuove regole. Ma cosa ne pensano i palermitani? Io direi di sì, perché intanto i pedoni certe volte si trovano in difficoltà, perché tra le bici e i monopattini, insomma, non sanno da quale parte andare. Io sono d'accordo per una corretta circolazione di questi mezzi. Perché si verificano spesso e volentieri incidenti tra bambini e adulti. Camminando non fanno caso e prendono i bambini in pieno. Io sono d'accordo, monopattini, biciclette, tutto con ruote. E poi una cosa molto importante, obbligo del giubbino infrangente, quello giallo, perché non si vedono. Ma c'è anche chi è a favore della libera circolazione di bici e monopattini. Era molto più fruibile, insomma, dal punto di vista anche della circolazione, sia con le bici che con i monopattini. È stata attivata perché è il frutto di una richiesta pressante di tutti coloro che vivono via Macheda e via Vittorio Emanuele, degli esercenti, dei pedoni, ma devo dire anche a tutela e a sicurezza degli stessi ciclisti e dei utilizzatori della mobilità elettrica, perché l'utilizzo di quelle due aree in alcuni orari della giornata, soprattutto quelli pomeridiani e serali, è incompatibile ovviamente con l'utilizzo della mobilità sostenibile. Ci sono chiamiamoli dei ritardi di avvio nel rispetto delle regole, come talvolta capita, però la Polizia Municipale, progressivamente sarà sempre più attenta alla sua esecuzione e al suo rispetto. E sempre a Palermo una targa al Giardino della Memoria per ricordare Piersanti Mattarella, l'ex presidente della regione siciliana, assassinato 44 anni fa dalla mafia. L'iniziativa di Assostampa Sicilia, che assieme alla sezione di Palermo, al gruppo di cronisti e alla sezione di Palermo dell'Associazione Nazionale Magistrati, ha scoperto la nuova targa a lui dedicata e posta accanto a un albero d'ulivo piantato pochi giorni fa. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, dove nonna Venera, ma detta Enna, compie 100 anni, un traguardo festeggiato con le candeline, i fiori, una targa ricordo a nome della cittadinanza e anche un pizzico di ironia. È andata per noi Eva Spampinato. Quanto stai facendo oggi? 100 anni! 100 anni! 100 anni! Io speravo 50.
100 anni e una ironia ancora intatta. Lei è Venera Sapienza e oggi ha spento 100 candeline, circondata dall'amore di tutta la famiglia. Ognuno lavorano, ognuno sereno, ognuno faticano, sempre tirano avanti la vita qui che hai 100 anni. Qui a San Giovanni La Punta, comune alle porte di Catania, dove è nata, cresciuta e vissuta, tutti la conoscono come Nonna Enna. Il suo negozio di generi alimentari, la classica putia di un tempo, tra gli anni 50 e gli anni 80 era molto frequentato. Oggi sfoglia le foto di una vita, il matrimonio nel 47 e ricorda, con emozione lucida, i tempi della guerra. Venivano di lontano, l'apparecchi. E cominciavo, manco passava 10 minuti e già trovavano i pommi. 2 figli, 4 nipoti, 7 pronipoti, fino a 2 mesi fa cucinava ancora per tutti. Qual è il segreto secondo lei di sua mamma? Io penso che possa essere magari la dinamicità, perché è stata sempre dinamica, non si fermava mai. Accompagnata da una filosofia di vita semplice e basata sulla forza di volontà. E così è la vita. C'è quando c'è i giorni più felici, ci sono i giorni di preoccupazioni, i giorni di lavoro. E si combatte sempre. Venere la prima centenaria del 2024 qui a San Giovanni La Punta, dove quest'anno altre 5 donne compiranno un secolo di vita. A lei il sindaco Bellia questa mattina ha donato una targa per questo traguardo eccezionale. Beh, tanti auguri anche da parte nostra, ma non è l'unico compleanno speciale di oggi, perché con i suoi 112 anni Francesca Fioriglio, nata a Sciacca nell'Agrigentino l'11 gennaio del 1912, è la donna più anziana della Sicilia. Una vita, quella di nonna Francesca, che l'ha vista testimone nel secolo breve di 2 guerre mondiali, ma anche della transizione dal Regno d'Italia alla Repubblica, assistendo all'avvicendarsi di ben 10 papi, 2 sovrani e tutti i presidenti del Consiglio e i capi di Stato sino ad oggi. Capostipite di una famiglia numerosa, Francesca Fioriglio, che da anni vive ad Agrigento, continua ad essere assistita da nipoti e pronipoti. È stata la Turandot, con la regia di Alfonso Signorini, ad inaugurare la nuova stagione di opere e balletti del Teatro Massimo Bellini di Catania. Per l'opera applausi a scena aperta da parte di un pubblico entusiasta. Sentiamo Simona Mazzone. Un autentico evento che celebra il primo centenario della morte di Giacomo Puccini. La Turandot, con la regia di Alfonso Signorini, ha inaugurato la nuova stagione di opere e balletti del Teatro Massimo Bellini di Catania. Una sontuosa produzione che schiera un cast stellare e prevede il finale alternativo di Luciano Berio. Da sempre l'opera di Puccini coinvolge, emoziona, appassiona con la vicenda ambientata a Pechino al tempo delle favole, il coraggio del principe Calaf, esiliato e in incognito, e l'improvviso amore per la divina bellezza della principessa Turandot. Il pubblico, affascinato ancora una volta da quest'opera immortale, si è lasciato andare in un lungo e interminabile applauso. Una pausa, tra poco il calcio con le sfide delle siciliane a partire dal Palermo, che scende in campo tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora una volta ben tornati. Adesso il calcio alle 14, tra poco il Palermo in campo al Tombolato contro il Cittadella. Corini conferma in gran parte la formazione che ha battuto la Cremonese nell'ultima giornata del girone di andata. Sentiamo Marco Gullà.
Si riparte, prima fatica del 2024 per il Palermo che oggi alle 14 sul campo del Cittadella proverà ad iniziare l'anno e il girone di ritorno con la marcia già ingranata. Al Tombolato non sarà affatto facile, il Cittadella ha già vinto al Barbera e rappresenta una formazione solida e difficile da battere. È una squadra temibile, forte, l'avete visto dentro questo campionato, è partita con qualche alto e basso, invece ha finito in crescendo negli ultimi 3 mesi, sta facendo molto bene, è consapevole. È una squadra che conosce molto bene la categoria, che negli ultimi 10 anni, almeno 7-8 anni, ha lottato per il vertice, arrivando 2 volte in finale playoff, e dunque questo sintetizza quello che è il valore della squadra che andremo a affrontare e ne abbiamo la piena consapevolezza di cosa servirà per fare un grande risultato. Probabile formazione: in porta giocherà Pigliacelli, in difesa il quartetto sarà composto da Graves a destra, Ceccaroni e Nedelciaro al centro e Lund a sinistra. A centrocampo la scelta ricadrà ancora sulla fisicità con Gomez, Henderson e Segre. In attacco 0 dubbi con Insigne a sinistra, Di Francesco a destra e Brunori al centro. Sugli ultimi 4 risultati utili di fila del rosanero c'è sicuramente lo zampino degli esterni offensivi, letteralmente rinati dopo una prima metà di campionato vissuta nella penombra. Al Tombolato oggi oltre 1500 tifosi del Palermo. Catania invece in campo questa sera alle 20:45 al Massimino, dove arriva il Brindisi e i rossazzurri vogliono dare una sterzata al proprio campionato. Francesco Triolo. Le risposte del campo, quelle che si attende Cristiano Lucarelli, ma che questa sera chiede anche il Massimino. Il Catania ospita il Brindisi, penultimo in classifica e con una necessità di punti famelica, consapevole che dopo il mercato extra large in entrata adesso sono i risultati a dover dare il riscontro che tutti dalla società in giù si attendono. L'allenatore rosazzurro è stato chiaro in conferenza stampa: pur nelle difficoltà di dover inserire così tanti giocatori a stagione iniziata, bisogna cambiare marcia al rendimento. Entriamo in una fase dove per noi è il 1° di luglio, con una differenza, che da luglio a settembre fai le amichevoli. Oggi abbiamo le partite di campionato che sono anche importanti, mentre mettiamo dentro calciatori e lo facciamo in corsa, col campionato in corsa dobbiamo anche cercare di trovare la quadra il prima possibile. Contro il Brindisi non ci sarà uno schema tattico rigido, ma molto dipenderà dagli interpreti, a cominciare da Peralta. Se l'ultimo arrivato dovesse essere da subito della partita, potrebbe giocare dietro le 2 punte il recuperato di Carmine ed un altro dei nuovi, Pietro Cianci. Sembra essere questo più che altro il dubbio maggiore di Lucarelli, che potrebbe anche giocare con la difesa a 3 inserendo Contec. La differenza la farà la fame contro un avversario molto chiuso e con 2 attaccanti di categoria come Ganza e Bunino. La partita di domani è assolutamente fondamentale per la classifica, per preparare bene poi le altre 2 partite, compresa quella del Rimini, soprattutto quella di Rimini, e giocheremo con una squadra che ha assolutamente necessità e fame di fare punti. Il calcio d'inizio di Catania Brindisi è fissato alle 20:45, ma già dalle 20:15 su Telecolor partirà tutto il prepartita con le formazioni ufficiali, di commenti e a fine gara le parole dei protagonisti. Domani il Messina sarà ospite della Casertana, giallorossi in formazione incompleta per le squalifiche di Ortisi e Scafetta e gli infortuni di Fresen e Lia, fischio d'inizio alle ore 14. La partita del Pinto a porte chiuse contro la Casertana sembra quasi un dettaglio rispetto alla settimana vissuta dal Messina. Un mercato fin qui a dir poco deludente, con il presidente Pietro Sciotto protagonista in negativo e in rottura con la tifoseria, e i continui contrasti tra società e area tecnica rischiano di rendere ancora più complicato il compito della squadra di Modica, attesa dalla vicecapolista insieme al Picerno e che in classifica ha conquistato il doppio dei punti del Messina, 38 contro 19. Stadio Pinto senza tifosi per un turno di stop dopo gli incidenti contro il Foggia. Con un organico ridotto all'osso, le squalifiche di Ortisi e Scafetta, soprattutto il primo, e i problemi fisici di Frisen e Lia pesano non poco. Polito si adatterà a sinistra, come se la Casertana, con Montalto recuperato dal primo minuto, già non avesse parecchie soluzioni offensive per mettere in crisi il dispositivo giallorosso, mentre i neoarrivati in prestito Samuele Zona ed Edoardo Piana sono convocati e allungano la batteria degli under tanto cari a Sciotto. In attacco Zunno, a segno nella sconfitta contro l'audace Cerignola, potrebbe avere un'altra chance con Rosafio e Ragusa dall'inizio, probabile
panchina per Plescede e Mausso. Era l'ultimo servizio di questa edizione del TG Sicilia, grazie per averci seguito. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione ritorna alle ore 20. Una buona giornata a tutti voi.